Grazie Michele per questa bellissima introduzione a questi lavori. Buonasera a tutti, benvenuti, un caloroso benvenuto da Socio Planeta Sardegna. Finalmente riusciamo a rivederci, a riorganizzare qualcosa, a riparlare di Launeddas, a riflettere su cosa siamo, nel tempo in cui viviamo e dove vogliamo andare. Oggi parleremo, come avete visto dai titoli della conferenza, delle Launeddas e religione, o le Launeddas nella religione. È un tema che richiederebbe davvero tantissimo tempo. Noi cercheremo di fare interventi molto brevi, ospiteremo tra un intervento e l'altro anche dei nostri amici musicisti. Un'occasione, ancora un'occasione, ripeto, per guardarci dentro, per vedere questo strumento cosa ha fatto, cosa fa oggi, ma anche cosa potrà fare, cosa possiamo fare per tenerlo vivo. Voglio ringraziare Cada Die Teatro per averci dato ospitalità in questo bellissimo locale, molto bello, grazie. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale della città di Cagliari, do un caloroso benvenuto e lo invito per un saluto a nome della città di Cagliari. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere qui oggi a parlare della fantastica identità che sono le Launeddas. Per molti rappresentano un semplice strumento, uno strumento ovviamente a fiato, ma per me, credo che per tanti altri, rappresenta la storia della Sardegna, rappresenta tutto quello che è ancestrale, cioè la leggenda, non solo, ma quello che rappresentano le Launeddas. E oggi sono sono felice di poter ascoltare la storia delle Launeddas, anche perché vi confesso che io ovviamente non la conosco neanche molto bene, però le ascolto con piacere da sempre, perché le nostre manifestazioni, che rappresentano poi la nostra sardità, come per esempio la tradizione di Sant'Efisio, infatti colgo l'occasione per salutare gli amici della confraternita che sono qui presenti, e soprattutto perché hanno un senso logico le Launeddas, che sono quelle di rappresentare non solo lo strumento musicale, come dicevo prima, ma di rappresentare tutta una tradizione che viene da lontano, addirittura credo che venga dalla preistoria, qualcosa del genere, quindi un momento di raccoglimento e di aggregazione che non è fatto chiaramente così a caso, ma viene diciamo certificato per qualcosa che rimarrà nella storia della Sardegna sempre. Io colgo l'occasione ovviamente anche per ricordare l'amico Andrea Pinna. Io ho conosciuto Andrea Pinna molto poco, però sono molto legato al fratello che è qui presente, il dottor Raimondo Pinna. So bene quanto Andrea Pinna ha fatto con tanti di voi, con la vostra associazione, e credo che sia oggi il momento importante per poterlo ricordare. Quindi grazie veramente per tutto quello che state facendo, e grazie ancora perché avete portato veramente la storia delle Launeddas qui in questo locale nostro del Comune di Cagliari. Grazie. Allora, la parola passa direttamente a me. Intanto buonasera a tutti. Iniziamo malissimo. Buonasera a tutti e tutte. A me è stato dato l'onore e l'onore di un po' tessere le fila di questa serata, di questo momento di riflessione che faremo assieme, ma anche di aprire appunto con un intervento iniziale. Vedo qui in sala molti volti amici, perché io mi conoscessi, io mi chiamo Marco Luzzu, insegno etnomusicologia all'Università di Cagliari, mi occupo tanto di Sardegna, ovviamente le Launeddas, ovviamente no, però le Launeddas sono uno dei miei temi di ricerca, insomma, dei temi di ricerca che più mi appassionano.
Dunque, gli amici della Sozio e Gianfranco che mi ha invitato mi ha chiesto un po' di appunto introdurre questo tema che tratteremo oggi e poi di dialogare con alcuni dei membri dell'associazione, dei suonatori, sulle loro esperienze. Non è semplice fare appunto una breve introduzione sul secolare e intimo rapporto che lega la musica delle Leonidas e la religione, o le Leonidas e, direi in maniera più ampia, la sfera del sacro. Io inizierei ricordando che le Leonidas hanno avuto storicamente, hanno ancora oggi, ma hanno avuto storicamente una presenza dei principali momenti della vita sociale dei sardi, e che la vita sociale dei sardi ruota in gran parte attorno a un'istituzione importante che in realtà troviamo in tutte le società, che è l'istituzione della festa. E che la festa può essere rito profano, pensate ai carnevali, ma che in Sardegna è essenzialmente la festa per i santi, la festa per il santo patrono, o nei nostri paesi per i santi ai quali sono dedicate le varie chiese che sono presenti nel paese. E la festa in onore dei santi, del patrono o no, è ancora oggi in Sardegna un'istituzione viva e importante, ed è certamente un modo per migliaia di persone, veramente migliaia di sardi, per esprimere la propria fede e la propria devozione. Ma è anche un'istituzione in cui il sacro e il profano si affiancano e a volte si sovrappongono e si confondono. Lo vediamo in maniera molto chiara, li conoscete tutti, nei manifesti, nelle locandine con cui si promuove il programma delle feste, che tipicamente hanno, a parte in basso tutti gli sponsor delle varie macellerie e autofficine, però hanno una distinzione molto chiara tra programma civile e programma religioso. Cioè, noi sardi abbiamo quest'idea che un modo per rendere omaggio al nostro santo è organizzare una serie di attività che sono riconducibili alla sfera religiosa, e altre che invece sono civili, che non sono strettamente religiose, ma sono un modo per celebrare il nostro santo. In questo tipo di organizzazione delle feste la musica gioca un ruolo fondamentale. E le feste non sono, nella Sardegna contemporanea, sono un dispositivo per appunto esprimere la devozione, ma sono anche un dispositivo fortissimo per esprimere identità. Ogni paese ha il suo santo da festeggiare, o il suo modo per festeggiare un santo che magari celebrano anche tanti altri. E veramente gli antropologi ci hanno detto c'è una dimensione simbolica molto importante e sociale molto importante, cioè in occasione delle feste la comunità si riunisce e ricorda a se stessa di essere comunità. Nelle nostre vite frenetiche spesso appunto le occasioni in cui possiamo trascorrere del tempo con i nostri compaesani è il momento della festa del santo. E lo facciamo a modo nostro, con cibi nostri, con abiti nostri, con riti, con abitudini e con canti che sono appunto specifici delle singole comunità. Quindi si esprime devozione, ma si esprime identità culturale. C'è in qualunque festa sarda un ruolo molto importante riservato alla musica. Questo tema ha interessato molto gli etnomusicologi, anche alcuni etnomusicologi importanti che hanno lavorato sul rapporto tra musica e festa, osservando che tra le sue funzioni la musica è quella di qualificare gli spazi e i tempi della festa. Se voi ci pensate, in una festa c'è una definizione molto bella di una antropologa rumena che è morta qualche anno fa, che diceva che la festa è un'istituzione generatrice di spontaneità, che è una definizione che io trovo meravigliosa. È un'istituzione, quindi è organizzata, ma un'istituzione che genera spontaneità, e la festa è questo, no? Per noi siamo una festa al nostro paese con gli amici, siamo spontanei, in compagnia, ma allo stesso tempo siamo dentro una cornice di senso che è organizzata, che ha i suoi giorni, che ha i suoi riti, che ha i suoi momenti, che ha i suoi spazi e che ha i suoi luoghi. Ecco, la musica serve nella festa anche a marcare spazi, tempi e luoghi. C'è un luogo adatto in un certo giorno della festa per una determinata musica, e c'è un altro luogo in cui si fa un'altra musica, e in molti contesti succede, pensate alle musiche rituali, sono tantissime, che l'unica occasione in cui si può sentire quella musica, o è corretto far sentire quella musica, è quel giorno dentro quella chiesa solo una volta all'anno. Quindi c'è questa connessione tra tempo, spazio e musica. Nella Sardegna meridionale il compito di demarcare questi tempi e spazi all'interno del contesto festivo era affidato in larga parte alle Leonidas, e in larga parte lo è ancora oggi. E questa centralità dello strumento nella vita sociale dei sardi noi la vediamo chiaramente nel repertorio, cioè se noi andiamo ad analizzare qual è il repertorio che si suona con questo strumento, lo vediamo, perché il repertorio è strettamente legato alle funzioni che le Leonidas avevano in passato e hanno ancora oggi nella vita dei sardi.
E in effetti il repertorio della Leoneddas è un repertorio ricco, articolato, complesso, come dicevo chiaramente correlato alle funzioni che lo strumento ha o aveva nella vita sociale, e prevede una netta demarcazione da un lato tra la musica che serve a accompagnare il ballo, che è la musica dell'ambito profano, e la musica che serve, che è quella che chiamiamo religiosa in qualche modo. Cioè, per ogni suonatore è molto chiaro, o per ogni appassionato di Leoneddas è molto chiaro quando si sta accompagnando, si sta facendo musica da danza o quando si sta facendo il repertorio religioso. Questa doppia funzione è attestata storicamente. Ora non mi riferisco al bronzetto, il famoso bronzetto Nuragiu che tutti conoscete, che è una fonte affascinante, in realtà tanto affascinante quanto problematica da interpretare, e che certamente è isolata, nel senso che per avere una fonte successiva che ci parli della presenza della Leoneddas in Sardegna passano oltre 2000 anni, per cui tutti amiamo quel bronzetto e ne subiamo il fascino, ma insomma dobbiamo contestualizzarlo. No, mi riferisco al fatto che sono altre le fonti che ci dicono che storicamente le Leoneddas hanno questa doppia funzione di accompagnare la danza e di un ruolo nell'ambito della vita religiosa, e sono fonti di età moderna, sono fonti testuali o iconografiche. Penso ai dipinti di Giuseppe Delis della fine del Seicento, nei quali sono raffigurate chiaramente dei suonatori di strumenti a più canne. Penso ai primi contratti di zerachia, cioè quei contratti che i giovani dei paesi stipulavano con i suonatori di Leoneddas davanti a un notaio per un anno intero per garantire la presenza dello strumento all'interno delle loro feste. Diversi di noi hanno fatto ricerche in questi campi, conosciamo diversi di questi contratti. Roberto Milletto ha trovato e ha pubblicato quello che ad ora è il più antico, che conosciamo, del 1705. I giovani di Villassor stipulano un contratto con Antioco Meli e definiscono chiaramente in questo contratto che cosa dovrà fare Antioco Meli nel paese di Villassor per tutto l'anno, e deve accompagnare i balli del carnevale, deve rendersi disponibile per suonare anche nelle case private, per le feste in paese, per le feste campestri. Ma tra le varie cose dice il contratto, è in catalano: y también asistirá a las procesiones che se solean far en la parrocchial iglesia. Tra le prime fonti appunto scritte che attestano l'uso delle Leoneddas in Sardegna, che attestano l'uso professionale, la presenza di suonatori professionisti, è già chiaro che il suonatore ha il compito di accompagnare il ballo e accompagnare le processioni come si è soliti fare nella chiesa parrocchiale del paese. Altre fonti sono quelle dei viaggiatori, a partire da Joseph Fuos, cappellano militare tedesco che viene in Sardegna nel Settecento, negli anni 30 del Settecento. Lui racconta dell'uso, vede le Leoneddas, rimane colpito, le descrive e ci racconta dell'uso anche in ambito religioso. Ora io sto parlando di repertorio religioso, in realtà a guardare più, quindi per distinguerlo dai balli, dalle musiche di accompagnamento ai balli, a guardare più nel dettaglio si può fare una distinzione interna un po' più articolata, perché vi dicevo che il repertorio della Leoneddas è complesso, è sviluppato, è articolato. Noi abbiamo musiche, diciamo, di ambito religioso che sono musiche paraliturgiche e fondamentalmente processionali, sono musiche da corteo, sono musiche che i suonatori fanno, come quella che abbiamo sentito noi in apertura fatta da Michele, sono musiche che normalmente nel contesto reale si fanno in processione, camminando, muovendosi nelle vie del paese, scortando il simulacro del santo per le vie del paese. C'è poi una suonata che invece rientra nell'ambito della liturgia, e questo, attenzione, è molto interessante, no? Perché forse per molti di noi oggi, o per chi non frequenta molto la Chiesa, i confini sembrano sfumati, però come dire, nell'ordinamento della Chiesa un conto è la liturgia, che è qualcosa di strettamente di rigidamente regolamentato, la liturgia, la messa, l'ufficio delle ore dei preti e così via. Altro conto sono le paraliturgie, che invece sono sempre state lasciate molto più libere alla devozione popolare, tant'è che noi troviamo musiche, riti molto variabili nello spazio e nelle culture in ambito paraliturgico, processioni, sacre rappresentazioni e così via. La liturgia è sempre stata più strettamente controllata dal clero, ma le Leoneddas hanno una funzione anche in questo. C'è un brano, diciamo, del repertorio in particolare, che è Selevazioni, che può essere suonato, veniva suonato in passato, oggi in realtà meno, quindi daranno conferme i suonatori, durante la consacrazione dell'Eucaristia. Quindi siamo nel momento più importante della liturgia. E poi c'è un tema che svilupperemo dopo, che è quello della Sa missa in tonus alto, adesso non anticipo niente perché ne parleremo
più avanti. Quindi diciamo, le Leonidas entrano nella sfera della religione sia in momenti paraliturgici, tendenzialmente processionali, sia in momenti liturgici. E poi ci sono le musiche che accompagnano il canto. Le Leonidas nel loro repertorio hanno quella funzione di accompagnare fondamentalmente tutte le principali modalità di canto della tradizione musicale campidanese, siano essi canti di ambito profano, diciamo, canzoni di vario tipo, goccius profani e così via, sia in ambito religioso. Citavo i goccius, che sono appunto normalmente sono gli inni di lode dedicati ai santi, alla Madonna, che possono essere, e lo vedremo anche questo, accompagnati appunto dalle Leonidas. A questo si aggiunge un'altra categoria che è un po' ibrida, che sta al confine, cioè sono una serie di musiche sempre da corteo, che non sono legate direttamente, non sono liturgiche, ma non sono neanche direttamente legate alla paraliturgia, ma in qualche modo in maniera indiretta sono legate all'ambito della festa, cioè esistono, o esistevano in parte, suonate specifiche, per esempio per le questue. In alcune aree della Sardegna il suonatore della Leonidas accompagnava il comitato organizzatore della festa prima, nei giorni precedenti o nei mesi precedenti alla festa, per appunto fare la questua. Fare una questua e richiedere soldi non è di per sé un ambito che rientra strettamente nell'ambito della religione, però è, come dire, un'attività che è necessaria per preparare poi la festa religiosa. Ci sono suonate che si fanno ancora oggi per accompagnare gli sposi, molti sposi gradiscono essere accompagnati dalle Leonidas. In passato sappiamo che la cosa è un po' più complessa, ne parla per esempio Max Leopold Wagner, il linguista tedesco che si è occupato di Sardegna, che si appassiona di Sardegna e racconta a un certo punto anche di usi, costumi e tradizioni popolari. Quest'usanza di muovere la dote della sposa, in occasione di un matrimonio, di spostare la dote della sposa dalla casa dove lei viveva con i genitori, dalla casa di nuova residenza, con una sorta di piccolo rituale, un corteo nel quale appunto la dote veniva messa su un carro e accompagnata da un suonatore di Leonidas con un brano specifico. Anche qua, come dire, spostare dei beni non è un'attività religiosa, ma un'attività che è preparazione di un matrimonio, uno dei sacramenti, quindi insomma c'è questa connessione con la dimensione in qualche modo religiosa. Un altro passaggio rapido lo vorrei fare citando Andreas Benson, tutti lo conoscerete, un etnomusicologo, uno studioso danese che è stato in Sardegna negli anni 50, che ha pubblicato nel 69 quella che ancora oggi è la più importante monografia su questo strumento, e occupandosi di Leonidas, come dire, è doveroso passare a risfogliare appunto le pagine di Benson. Benson ha un approccio particolare quando tratta il tema del repertorio religioso, perché lui lo tratta mettendo in relazione le occasioni, il repertorio, cioè i brani, e gli stili areali. Sapete, Benson è colui che ha teorizzato il fatto che in Sardegna esistano diversi stili, diversi modi di suonare le Leonidas collocati, riconducibili a diverse aree geografiche. Sarrabus, Trecenta, Campidano di Cagliari e Oristanesi, diciamo. Potremmo discutere tanto, io non la condivido del tutto questa quadripartizione, però a parte questo, che cosa fa Benson? Benson ci dice: ci sono 4 occasioni in cui si suonano questi brani religiosi, che sono l'elevazione, quindi diciamo la suonata liturgica, le processioni, i cortei di carattere laici, questi di cui vi parlavo prima, e i cortei nuziali. Queste sono le 4 occasioni. A seconda dell'area esistono 4 suonate diverse, queste sono le 4 occasioni e sono le stesse in tutte le aree. A seconda dell'area però abbiamo 4 suonate diverse, una specifica per ogni occasione, o altre aree in cui la stessa suonata si può usare per tutte e 4 le occasioni. Quindi lui parte dalle occasioni, poi passa al repertorio, ed è un modo per rimarcare appunto la distinzione tra gli stili locali. In realtà per chi si occupa di Leonidas è anche molto interessante il punto di vista dei suonatori, perché il repertorio religioso per Leonidas è dal punto di vista tecnico più semplice e quindi spesso meno appassionante. Cioè, a me è capitato tante volte di parlare con diversi suonatori, molti dei quali sono anche qui, in cui appunto, ma sì, ci sono le processioni eccetera, ma le vere Leonidas sono quelle del ballo, insomma questo è un sentire comune. Allora, ovviamente è vero, sono tecnicamente più semplici, spesso è la prima parte del repertorio che si impara. In molti sistemi didattici non si fanno esercizi propedeutici, cioè molti maestri ancora oggi non fanno degli esercizi propedeutici come si fa al conservatorio, sul pianoforte 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Molti iniziano direttamente col repertorio. Alla prima lezione iniziamo con la parte più semplice del repertorio e quindi iniziano col repertorio religioso. Però attenzione, questo repertorio ha già in nuce, certo non è sviluppato come i balli, però ha già in nuce tutte le logiche di organizzazione del materiale musicale che noi troviamo anche nella musica più complessa, che è quella delle suonate a ballo professionali. Cioè ci sono delle unità
che sono equivalenti alle nodas delle musiche da ballo, no? Queste unità ritmico-melodiche che sono diciamo, i mattoncini a partire dai quali si costruisce una suonata a ballo. Ci sono queste unità che ricorrono, queste unità devono essere continuamente variate, quindi questo principio di variazione, che tu esegui una frase e poi la riproponi in una maniera leggermente diversa, che noi troviamo nei balli, la troviamo anche nei repertori religiosi. Non c'è una costruzione raffinata come il concetto di sonaia e scala, cioè nella musica da ballo la tradizione tramanda l'ordine in cui queste nodas, queste frasi devono susseguirsi. Nelle repertori religiosi tutto questo è molto più labile, però c'è una struttura modulare che è tra l'altro strettamente legata alla funzione che ha questa musica, cioè combinando questi mattoncini variabili tu puoi far durare una processione per l'Onedas 2 minuti o 20 minuti, e questo lo si vede ed è molto bello quando voi osservate l'Onedas in contesto, cioè ci sono dei momenti in cui la musica ci deve essere. Allora, quel brano non ha una durata predefinita, non è che la canzone dura 10 minuti, perché se tu stai suonando anche da 10 minuti e magari sei stanco perché c'è una salita, ma giri l'angolo e lì c'è la chiesa, nessun suonatore smetterà mai di suonare. Il santo arriva davanti alla chiesa con le Onedas che suonano, ti puoi fermare in un altro momento. E quindi c'è questa possibilità appunto di ampliare o accorciare la struttura delle suonate, che è un elemento che appunto poi ritroviamo anche nella musica da ballo. Un ultimo punto riguarda il fatto che questo repertorio sia stato soggetto a affiancamento da parte di altri strumenti. Cosa intendo dire? Questo repertorio nasce certamente con le Launedas, ma nel corso del tempo in Sardegna arrivano altri strumenti non di origine sarda, più recenti, che in qualche modo di cui i sardi si appropriano, che iniziano a usare per suonare le musiche della tradizione sarda. L'esempio più importante è quello degli strumenti a mantice, fisarmoniche e organetti, che già dalla metà dell'Ottocento, dal secondo Ottocento, iniziano ad arrivare in Sardegna. Sono strumenti industriali, nati altrove, ma in Sardegna arrivano e ci si appropria. Ecco, questi strumenti, allora, quando in una cultura musicale c'è uno strumento e poi ne arriva un altro, ci sono casi di sostituzione, ne abbiamo tantissimi. Uno strumento nuovo arriva e sostituisce il vecchio scompare. Ci sono dei casi in cui ci sono invece situazioni di affiancamento. Questo è accaduto in Sardegna. Fisarmoniche e organetti arrivano, mutuano il repertorio, però con la concezione musicale che è nata con le Launedas, mutuano il repertorio religioso e lo eseguono. Quindi oggi è molto comune nelle nostre processioni trovare Launedas che suonano da sole, Launedas che suonano a concordia, quindi con più strumenti assieme, Launedas che suonano assieme a fisarmonica, organetti, o in molti casi anche, in questo contesto bisogna dire, ahimè, solo fisarmoniche e organetti che accompagnano la processione. Ecco, allora a me questo sembra il dato più importante, cioè questa musica è funzionale. Su Soziu Launeda Sardegna ha riflettuto tanto anche in altre occasioni sulle sorti e il futuro e le occasioni del ballo accompagnato con l'Aunedas, il repertorio più nobile, più affascinante, ma che oggi sta modificando e ha cambiato la sua funzione, la sua presenza all'interno della vita sociale dei sardi. Questa musica è pienamente funzionale. Io non conosco un paese della Sardegna meridionale, di tutta l'area di diffusione dell'Aunedas, nel quale un comitato, anche magari formato da giovani, da diciottenni, che ha il compito, non esperti o non appassionati di musica tradizionale, che però ha il compito di organizzare la festa del paese, sa che il santo e la statua del santo non può uscire dalla chiesa se non è scortata dal suono delle Launedas che eseguono questo repertorio. Questa cosa è ancora viva, forte e importante oggi, ed è, credo, il segno del fatto che la musica, la parte del repertorio di cui ci stiamo occupando oggi, è quella più viva, più vitale, anche se è appunto tecnicamente più semplice, quindi insomma qualcosa di estremamente importante per chi in qualche modo ci tiene, o come studioso, come suonatore o come sardo, alla vitalità della cultura e della musica delle Launedas. Io mi fermerei qua con queste riflessioni, mi sono in realtà mangiato anche un paio di minuti. Il programma prosegue con un'alternanza di testimonianze e interventi di suonatori che sono però anche attenti osservatori o studiosi della musica delle Launedas, che ci raccontano la loro esperienza, alternate con alcune esecuzioni. Iniziamo con Tonino Leoni,